Prova. Amici dell'Edicole di Pinuccio, buonasera. Siamo tornati dopo 343 giorni di inattività nel campionato di Serie B maschile. Siamo tornati, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Alfius Party di Lamezia Terme, pronti per raccontare una nuova stagione qui con l'Edicola di Pinuccio, come sempre pronta a seguire la Jolly Cinquefrondi ad ogni partita. Squadre ai saluti, ovviamente quest'anno non si possono salutare sotto rete e vengono accolte con l'applauso dei dirigenti presenti e dei giocatori stessi. Arbitro dell'incontro, il primo arbitro Cupello Mattia, secondo arbitro Vitola Valeria. Con me, come sempre, l'immancabile Renato Gallo. Buonasera, buonasera amici. La regia. Ben ritrovati. La regia, sempre Annalisa Gallo, anche lei immancabile e da poco maggiorenne, quindi auguri Annalisa. Avvisiamo già gli amici che oggi abbiamo una nuova attrezzatura che stiamo provando per la prima volta. Quindi una nuova telecamera, un nuovo PC. Renato, l'abbiamo collegati provata ora con le varie dirette delle messe, però... Sì, ma non con il programma per i replay. Vedremo se vedremo. Ovviamente, sarà ragazzi, all'altezza. ovviamente se ci saranno problemi non esitate a chiamare, ad avvisarci. Abbiamo un nuovo mixer. Pronti a cimentarci in questa nuova avventura. Ecco le squadre pronte ad essere schierate in campo. La Jolly Cinquefrondi si presenta con Bonati, Ciccio Pugliatti, Luca degli Esposti, uno dei nuovi acquisti, l'alzatore, Peppe Orlando, Walter Vaiana, il centrale, altro nuovo acquisto, il più alto penso della squadra, e poi capitano Giacomo Varamo. Per lui molto importante partire da titolare, partire soprattutto capitano della squadra. Ragazzo cresciuto nel vivaio della Jolly, controlla le formazioni. Un secondo arbitro, intanto leggiamo anche la formazione del Raffaele Lamezia con il numero 1 Piede Palumbo, l'alzatore, uno degli ex dell'incontro, il numero 5 Citriniti, centrale, il libero, il numero 17 Sacco, poi il numero 9 Graziano, la banda, 10. Numero 10 Butera, altro schiacciatore, poi abbiamo anche il numero 8 Michael Palmeri, altro ex dell'incontro. In panchina c'è anche Davide Davoli, Renato, altro ex. Una squadra molto di esperienza, quella della Raffaele Lamezia, contro una squadra molto giovane, sotto la guida di un nuovo tecnico, Cesare Pellegrino. A guidare invece la Raffaele Lamezia, l'allenatore Salvatore Torchia, secondo allenatore Maurizio Davoli, secondo allenatore invece della Jolly Salvatore Albanese. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Al servizio per la Raffaele Lamezia il numero 10 Butera, un nuovo fischietto per l'arbitro tra l'altro. Si parte, riceve Giacomo Varamo, subito per Bonati che ottiene il primo punto della stagione, primo money out, primo punto Jolly, 1-0. Non ottima la ricezione di Giacomo Varamo in palleggio, ma comunque bravo degli Esposti a sistemare questo pallone. Ciccio Pugliatti al servizio con la spin, riceve Butera se non mi sbaglio. Out l'attacco della Raffaele Lamezia e Jolly che si porta avanti di 2 punti. Urla Cesare Pellegrino con i suoi davanti. Ancora buono il servizio di Ciccio Pugliatti. Da posto 2 Palmeri col suo mancino, viene murato, monster block della Jolly. 3-0.
E ancora Francesco Pugliatti al servizio. Marco Pugliatti ovviamente l'anno scorso ha disputato una grandissima stagione con la Jolly. Il fratello out, intanto il servizio di Francesco Pugliatti. E primo punto per i padroni di casa, 3-1. Dicevo, Marco Pugliatti, che era l'alzatore della scorsa stagione, andato a Catania, giusto Renato? Sì. Non ti seguo, sto scrivendo. In Serie A3, quindi in bocca al lupo a Marco. Tanto riceve Varamo per la Jolly. Bonatti chiamato di nuovo in casa causa la copertura di Peppe Orlando, che poi addirittura schiaccia questo pallone servito benissimo da degli esposti. Non buona la difesa del Lamezia. 4-1. Matteo Bonatti al servizio. Salutiamo ovviamente i suoi genitori che ci hanno seguito anche in tutti questi anni. Costruzione Lamezia, bravo Puntorieri a tenere in gioco il pallone. Francesco Pugliatti chiamato in pausa, Murato, ma c'è il recupero della Jolly. Varamo tenta un pallonetto. Murato. Primo muro della Lamezia 2-4. Dobbiamo un po' riprendere il ritmo tutti quanti. Giocatori che si stanno tra l'altro allenando da agosto. Rinvio dopo rinvio, finalmente è arrivato il giorno. Salvatevi questo giorno nelle vostre menti, 23 gennaio 2021. Servizio con Palmieri. Buona la ricezione della Jolly. Costretto a mettere un pallone difficile di Ciccio Pugliatti. Copre Simone Puntorieri. Giacomo Varamo chiamato in causa, Murato. Ancora Puntorieri, degli esposti che decide di mettersi in proprio su questo pallone. Schiaccia forte e ottiene il quinto punto per la sua squadra. Si prepara al servizio Peppe Orlando. L'Orlando furioso. Salutiamo anche i suoi genitori, sì, che ci seguono sempre, anche loro, grazie. Tra l'altro, Renato, nuovi fischietti per gli arbitri quest'anno. Sì, la federazione ha distribuito questi fischietti particolari, hanno un fischio proprio acuto, strano. Alta frequenza. Peppe Orlando. Palmieri sempre chiamato in causa Graziano, dal suo alzatore. Il 9 Graziano. Graziano, Mizzica. Allora è da tutta la partita che lo chiamo Palmieri. 3-5 il punteggio. Citriniti. Out. Salta. Un colpo morbido al pallone che però finisce out. Poco fa, tra l'altro, sulle pagine social della Jolly Cinquefrondi è stato pubblicato un nuovo video in cui viene presentata la maglia degli esposti in spin, ma completamente out. Colpisce male anche lui e restituisce il favore agli avversari. Di nuovo sotto di 2 Lamezia, 4-6. Paradiso al servizio, altro giovane ragazzo cresciuto nelle giovanili della Tonno Callipo, spesso sì, avversario della Jolly. Varamo non riceve bene questo pallone in palleggio. 5-6, accorcia le distanze Lamezia. Ancora Paradiso al servizio centrale. Servizio teso, riceve Puntorieri, cercato all'indietro il neoacquisto della Jolly, Vaiana. Pallone che era un po' basso per lui e lui è alto, quindi è altino. 6 pari. Ancora Domenico Paradiso al servizio. Ancora teso, riceve bene Puntorieri in bugger degli esposti. Ciccio Pugliatti schiaccia forte, pallone che torna nel campo della Jolly.
Ancora degli esposti. Pipe per Matteo Bonati. Sempre tenuta in gioco da Graziano. Chiamato in causa Butera. Puntorieri degli esposti ancora. Ancora Ciccio Pugliatti. Colpisce il nastro della rete e pallone che termina out. Passa in vantaggio quindi Raffaele Lamezia. 7-6. Primo vantaggio dei padroni di casa. Serie positiva di 3. Il video noto Renato che è abbastanza scorrevole. Sì, vediamo. Altra parte per Ciccio Pugliatti che viene murato. Ancora Puntorieri degli esposti. Stavolta cerca e trova Giacomo Varamo. Bravissimo nell'esecuzione di questo attacco. Il capitano della Jolly. Giacomino dal ciuffo, ora lo chiameremo. Eh sì, si è fatto questo ciuffetto biondo. Appena ci sarà la possibilità ovviamente inquadriamo. Intanto la Jolly pareggia di nuovo, 7 pari. Giacomo Varamo al servizio. Corto in bugger, costretto l'alzatore piede palumbo. Ancora Puntorieri. Degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. La copertura a fondo, sì. Butera, murato. Piede palumbo, ancora Butera! Non era un pallone facile, non era un pallone facile. No, ma sfrutta le mani di Ciccio Pugliatti per un money out. 8-7, passa di nuovo in vantaggio Lamezia. Io sto litigando con il microfono, non riesco con queste mascherine. Ah, tu l'hai. Piede palumbo al servizio. Corto, si è aiutato col nastro. Schiaccia Bonati, pallone out. Male la ricezione, giustamente dopo il colpo della palla sulla rete. 9-7. Break Lamezia. E ancora piede palumbo al servizio. Setter del Lamezia. Attenzione a dire setter perché Passate qualcuno si è si è offeso. Pallone sempre teso, ace di piede palumbo. La vede lì Giacomo Varamo, l'ha lasciata sfilare. Dice era dentro, va bene. Molto veloce questo servizio, questa battuta di piede palumbo. E chiama time out, il primo di questa partita, il primo di questa stagione. Il primo di Mister Pellegrino sulla panchina della Jolly Cinquefrondi. Vediamo se riesco a fare l'inquadratura alle panchine. Sì, abbiamo l'inquadratura della panchina del Lamezia con le indicazioni di coach Torchia. Come dicevo prima, la Jolly che ha presentato la divisa sui propri canali social, appena possibile ve ne parlo. Intanto gioco che può riprendere con le squadre in campo. Piede palumbo ancora al servizio. Lamezia in serie positiva. Sempre su Puntorieri preso di mira. Degli esposti dietro per Ciccio Pugliatti, colpisce per sbaglio, possiamo dire. Sì, si stava spostando all'indietro. Uno dei tanti ex della Jolly. Io continuo a essere ovattato dalle due mascherine. Walter Vaiana al servizio. Per lui la prima stagione in Serie B. Il giovane di Prizzi. Non bene qui Lamezia. Rimanda il pallone di là. Ma c'è un tocco a rete di Peppe Orlando. Sì, a quanto pare sì. Mentre saliva per prendere il pallone. (11-8) quindi il punteggio. Lamezia che adesso è al servizio con il numero 10 Butera, schiacciatore. Pallone flottante su Varamo, degli esposti, ancora all'indietro a cercare il suo posto. Out. Cercato in lungolinea Ciccio Pugliatti. E pallone che cade a fianco a Sacco, il libero. Tra allenatore e libero. Sì. 12-8, intanto prende le distanze. Si allunga, ma Lamezia.
Non per merito, ma per demerito. Bonati. Abbiamo fatto troppi errori. Eccolo, Questo appunto. è l'ennesimo. Appunto. Deconcentrati, i ragazzi sono partiti bene. Degli esposti però potrebbe alzare qualche pallone più in alto, forse anche Peppe Orlando. Con Sì, i centrali si sta trovando un po' male. no, ma anche la ricezione non sta Sì, sì, andando sì, sì. bene, quindi la costruzione poi ne risente. Ancora Butera al servizio, Sempre Varamo la su, sì, prende all'ultimo ormai secondo. preso di mira. Bonati colpisce in pieno Citriniti. Ancora Lamezia. Anche Lamezia un po' in confusione. Degli esposti, la alza per Matteo Bonati. Out anche questo. Anche questa. Out anche questo. La Jolly non prende le misure del campo avversario. Una serie di errori dopo un buon inizio. Cambio, 14-8, entra cambio. il giovane Remo al posto di Giacomino Varamo. Il giovane Remo, il piccolo dei Remo, e noi lo chiamiamo Bagaia. Pagaia. Sempre Butera per Lamezia. O Fabiolino, Sì. ormai sono cresciuti. Ricezione Jolly. Bonati chiamato in causa. Non so se ha toccato il muro, penso di no. No, era Nastro. nastro pieno. Sì. 15-8. Prende il largo. Butera, sempre lui al servizio. Stavolta, grazie agli avversari, regala loro il 9° punto. Si interrompe la striscia positiva della Lamezia. Ciccio Pugliatti al servizio. Riceve il libero. Piede Palumbo a cercare, a trovare il suo centrale Citriniti. Colpisce in maniera perfetta questo pallone, la indirizza all'incrocio delle linee. Altro punto della Lamezia, 16-9. Tanta esperienza Citriniti nel centrale roster al servizio. della Lamezia. Riceve Bonati, colpo Troppo centrale, basso. sì. Spinge, tocca il muro. Ancora una volta a spingere questo pallone Palmeri, che però non ha spinto A sufficienza, benissimo. il nostro muro è Infatti, andato, non ha toccato, ha quasi sfiorato il pallone, causando così il quarto tocco. tra l'altro precisiamo, siamo anche in una posizione scomoda, Renato. Siamo, sì, perché di fronte abbiamo un'altra dei colleghi che stanno facendo la ripresa con doppia telecamera e noi Bonati, siamo su un trespolino. diagonale e in Diagonale di Palmieri che schiaccia nei 3 metri, il mancino di Palmeri. diagonale strettissimo. Avanti di Lo stesso 7 Palmeri Lamezia. al servizio. Si sente a malapena questo fischio però. O l'hanno fatto per le porte chiuse probabilmente. Bella. Riceve stavolta bene Matteo Bonati. Fabio Remo chiamato in causa, viene murato da Paradiso. Anche lui il più alto della formazione. Altro timeout Sì, chiamato ci sta. dalla Jolly, chiamato da Mister Pellegrino. Ecco, riesco a prendere una parte della panchina della Jolly. Ragazzi pronti a rientrare in campo. Squadra è nuovamente in campo, pronto Michael Palmeri al servizio per il Lamezia.
spin per lui, riceve Fabio Remo, un po' in ritardo degli esposti. Fabio Remo con un colpo leggero ma che mette leggermente in difficoltà la Lamezia. Pallone spinto in maniera perfetta da Graziano. E si ferma sulle mani di Matteo Bonati. Non rimbalza quella palla, proprio sembrava incollata. Non ha forzato la giocata Graziano. E guarda qui che colpo che gli è uscito. Cambio, Matteo Bonati. Sì, li prova un Lo po' Petrone. tutti. Li prova un po' tutti mister Pellegrino. Sono un po' di difficoltà in ricezione, anche se quest'ultima sta battendo bene Palmieri. L'ultima è stata ricevuta bene. Corta questa volta, ma troppo corta. Gliel'hai mandata. L'ho chiamato. 19-11. La chiamata risponde. L'Orlando Furioso al servizio. Buono il suo servizio. Attenzione buona al centrale. Paradiso. Paradiso, bravissimo qui a combinare con il suo alzatore. Sì. 20-11. Sembra un po' persa la Jolly dopo un po' di inizio. Non c'era senza muro. Facciamoli valere questi mesi di preparazione atletica. Tanti mesi. Lo Petrone che ha ricevuto doppia degli esposti. Chiamata dal secondo arbitro. 21-11, 10 punti di distacco tra le due squadre. Diciamo che la Mezza sta rispettando le norme anti-Covid, mantiene le distanze. Mantiene le distanze, sì. Ma più che il Lamezia, la Jolly. Pugliatti, eccolo, eccolo, questi sono i colpi di cui ha bisogno la Jolly. Degli esposti al servizio. Si è bloccato, mi dicono? No. Si è bloccato? Siamo bloccati? Murato, Michael Palmieri. 21-13. Ci siamo, vero? Sì. Sì, ci siamo. Ci siamo. E siamo in 108. Degli esposti al servizio spin Lunga. per lui, altro errore al servizio della Jolly. Altro pallone out in battuta. In allenamento non li ha mai esposti. fatti questi errori. Si vede che c'è bisogno di forzare la giocata. Sì. Contro un Lamezia ben corazzato. Paradiso al servizio. Bella questa battuta molto tesa. Ciccio Pugliatti chiamato in causa. Altro punto Jolly. Ecco, vedi, una buona ricezione ha permesso una buona costruzione. Bravo anche a finalizzare Ciccio Pugliatti, che adesso è il capitano della squadra, e due capitani sono stati chiamati in causa. Anche il numero 5 Citriniti non è il capitano della Lamezia, perché il capitano è in panchina. Il capitano della Lamezia dovrebbe essere Porfida, che non è in campo. Richiamo verbale dell'arbitro. Tiene sotto controllo il gioco, ma non so da cosa. Fabio Remo al servizio. Corto, ma buona ricezione, buona lettura e buona costruzione della Lamezia. Sì, ma una pessima battuta di Fabiolino. Pallone molto timido. Sì, una palla facile. 23-14, si avvicina la Lamezia. Alla fine del primo set. Servizio P1. E si ferma sul nastro. 23-15. Altro cambio nella Jolly. Esce Vaiana. Entra Peppe Fazzari al servizio. Anche lui cresciuto nel vivaio della Jolly. Sì, abbiamo già detto che due innesti, due facce nuove, volti nuovi
che indossa una casacca della Jolly, il resto è tutta una squadra Eccolo riconfermata. di Intanto nuovo. attacco, il primo tempo forte della Lamezia che si porta al set point. Dicevo, la Jolly ha mantenuto tutti i giovani, ha richiamato in casa Matteo Bonati. Francesco Pugliatti è stato confermato e tra l'altro ha funzionato anche da agente perché ha portato il suo amico degli esposti. Francesco Pugliatti, proprio lui in Appena questo citato. attacco per il 16° punto per la sua squadra. Primo set point annullato. Andremo il secondo. L'autore del punto ad andare al servizio. 8 set point a disposizione della Lamezia per portare a casa questo primo set di questo campionato stranissimo. Se avete letto l'articolo, tocca Ciccio Pugliatti, Tocca la tocca. linea, no, questa non ci voleva. 25-16, abbiamo commesso tutti i tipi di errori Sì, in ora questo set. ce li siamo tolti tutti, ora Infatti. li abbiamo fatti, non ne facciamo Ora, più. esatto. Allora Ora dicevo, si spera di non farne. come funziona questo campionato quest'anno? Sì, perché Il nostro girone è stato diviso in 2 sottogironi. siamo nell'L1 noi. Nell'L1 con 6 squadre, quindi si farà una prima parte di campionato con andata e ritorno con queste 6 squadre. Alla fine delle partite del primo girone verrà riunito. Devono disinfettare le panchine. Certo, assolutamente. Dicevo, alla fine di questa prima parte verranno riunito tutto il girone con i punti, si uniscono e si fa l'elenco dei punteggi con la classifica, anzi no, ci stiamo incartando. sì, no, c'è la mia regista che ha scritto l'articolo che mi richiama. No, poi faremo la sola andata con l'altro girone. Quindi questo, il primo girone è andata e ritorno, il secondo girone solo con le squadre dell'altro girone, solo andata, e poi i playoff. Insomma, non si sa quello che succede. Ovviamente il tutto è fatto per limitare gli spostamenti. E per il tempo che manca, perché certo. siamo già a metà campionato quasi. Quest'ora eravamo nel pieno delle lotte salvezza, lotta playoff. Comunque, prima avevo inquadrato la maglia di Alessandro Santacroce. Però Lo Scugnizzo di Silerno, e salutiamo chi? Salutiamo tutta la sua famiglia, ovviamente, Francesco, Donino e soprattutto Romino, un bacione. Ormai il nome è Lo Scugnizzo di Siderno. Da quanti anni c'è? Questa dovrebbe essere la sua quarta o quinta stagione. Sì, ormai l'abbiamo cresciuto. Allora, Renato, sto inquadrando la maglia numero 15 di Bonati. Sì. Se noti ci sono dei puntini a forma di Calabria. Sarà un po' difficile. Si vede. Sì, se si ferma un attimo. Sì, inquadra. Eccolo, si nota. E poi davanti, ora che si è girato, no, non si è più girato, inquadriamo a Lopetrone. Davanti, eccola, si vede. La torretta, la famosa torretta di 5 frondi. Impressa lì sul petto dei giocatori. Insieme ai vari, ovviamente, ai vari sponsor, il logo lo stemma del comune. E il logo della Jolly. Una bella maglietta quest'anno che ovviamente vuole richiamare il proprio territorio. Se la reinquadri, a me sembra il logo del comune, non il logo della Jolly. Cioè, a sinistra quello del comune e a destra quello della non la torretta, Jolly. quello è il logo del comune. Se volete avere più dettagli, vi ricordo, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram della Jolly 5 Frondi è stato pubblicato un video di presentazione della maglia. E chi l'ha fatto? Ah, non lo so. Non lo sai? No. Squadre rientrate in campo. Per la Jolly confermata la formazione iniziale, quindi con Varamo, con Vaiana,
E basta, perché solo loro sono stati cambiati. Ah, e con Bonati pure, perché era stato cambiato. Quindi Sì, non dobbiamo ballare perché siamo in equilibrio precario. quindi degli esposti che partirà al servizio, quindi Jolly che parte in Ma più uno. balliamo dal freddo. Poi Peppe Orlando, Bonati, Puntorieri, Vaiana, Varamo e Pugliatti, Sì, ovviamente in francese. formazione. Anche la Mezia con la formazione iniziale, Piedepalumbo, Citriniti, Palmeri, Graziano, Butera e mi manca Paradiso, sì, e il libro che dovrebbe essere Sacco, in questo momento è È nel sacco. al bordo, sì, al bordo per vedere con quale formazione inizierà, sì. Ecco, il secondo arbitro ha confermato la formazione della Jolly, adesso deve confermare quella della Lamezia. Molto lunga questa attesa, solitamente sono più veloci gli arbitri. Secondo arbitro Vitola dà l'ok. Si può iniziare. Partirà quindi sì, il libero. Esce Paradiso, entra Sacco. Sacco. Non entra nel sacco Paradiso. Okay. Quindi parte la Jolly e parte con il suo alzatore Luca degli Esposti. Spin per lui, stavolta in campo, riceve Sacco. Primo tempo Ancora a segno la numero combinazione. 5, Citriniti. Molto rapida la Mezia, molto rapida. Cosa che invece nella Jolly non abbiamo visto. Ed è proprio Citriniti a partire al servizio per la sua squadra. 1-0 la Mezia, riceve Varamo sulle mani degli Esposti. Vaiana manda sulla rete. 2-0 la Mezia. Era di nuovo un pallone basso. Al servizio il numero 5 della Lamezia, Citriniti. Varamo ancora con una mano degli Esposti. Doppia. 3-0 Lamezia. Ancora errori della Jolly. Doppia con una mano, dice Pugliatti. Mai vista. Ovviamente non protesta la Jolly. Puntorieri degli Esposti. Cerca il suo posto, ma c'è buona copertura di Butera. Muro della Jolly. Copertura sotto il muro. Ancora Butera. Altro muro della Jolly. Si tuffa Piedepalumbo. Costruzione della Mezia. Sempre da quella parte. C'è il tocco del muro. C'è il tocco del muro. A quanto pare. Vaiana, si è accusato. Sì, Varamo dice sì, a posto. Non vuole protestare la Jolly. Anche essendo una squadra giovane, ci vuole un pochettino di... Sì, la somma dei nostri ragazzi, l'età raggiunge a malapena un terzo di... Vaiana! Oh! Tocca la rete. Tocca la rete, sì. A quanto pare quando è sceso tocca la rete. E Vaiana dice no. Ciccio Pugliatti pure dice sì, l'hai toccata quando scende. Non è d'accordo con l'arbitro. Ciccio Pugliatti ha una faccia molto... Basta, dice il primo arbitro Cupello dice basta. Abbiamo il vantaggio di sentire anche le parole. Non ha protestato contro gli arbitri, si parlava con i suoi, quindi sì. non... Varamo. Sì, ormai hanno visto ancora Ciccio le Pugliatti. ricezioni. Muro della Jolly, Monster Block, Vaiana, si riscatta. Secondo muro, questa volta non tocca la rete. 5-1. Primo punto della Jolly in questo secondo set. Giacomo Varamo al servizio. Riceve Butera. Chiamato sempre in causa Graziano. Continua a schiacciare bene.
e a schiacciare sulle mani del muro avversario. Stavolta gli riesce il money out dopo che è stato maurato un paio di volte. 6-1. Hai notato che i giocatori si chiamano tutti Raffaele? Sì. Ovviamente si tratta dello sponsor tecnico della Lamezia. Main sponsor. Bellissimo Buona! questo servizio Era di di Michael Giacomo Palmeri. Varamo che lascia. Bellissimo questo servizio con il suo mancino perfetto, preciso, potente. C'era tutto. Chiama timeout mister Pellegrino. 7-1. Mi stava venendo da dire mister Tomasello per l'abitudine. Che salutiamo. Salutiamo ovviamente anche lui. Per lui questa stagione ad Aversa in Serie A3 assieme al nostro ex centrale Stefano Diana. Salutiamo ovviamente tutti loro, tutti quelli che hanno fatto parte della Jolly Cinquefrondi, che purtroppo lo scorso anno non hanno potuto concludere il campionato data l'emergenza sanitaria. Gioco che può ripartire, squadra in campo, 7-1. Palmeri al servizio. Vediamo se ritenterà il colpo di prima. Eccolo. Oh, nastro! E di nuovo ace. Abbastanza fortunato qui Michael Palmeri. Sì, passa. 8-1. Sotto di 7 la Jolly. Vediamo se abbiamo ripristinato questo replay. Passato un anno e ci si dimentica. Michael Palmeri ancora al servizio. Out. E stavolta out. Colpisce forte. Secondo punto per la Jolly che vuole ricaricarsi in qualche modo. Ancora al servizio. Un abbraccio forte. Lisa, non ti muovere, sai. Era contento che funziona il replay, giusto? Funziona? Ce lo confermi? Perfetto. Ha esultato un po' Annalisa, quindi ci ha mosso. È perché mi è venuto un flash un attimo di come si configura. Bene. Tanto vediamo un altro attacco centrale. Sì, primo tempo di Paradiso. Schiaccia sassi la Mezia, soprattutto al centro. 9-2. L'anno scorso la Jolly anche era partita abbastanza male con un 3-0 in casa del Letojanni. Servizio di Graziano. Degli esposti, cerca e trova Peppe Orlando, la buonissima copertura di Sacco. Tocca il muro della Jolly mentre scendeva. Sì, Butera Michael Palmeri sfrutta le mani per il money out 10-2. Non stanno forzando più di tanto gli attacchi, fanno bene, non sprecano energie i giocatori della Lamezia e fanno uso delle mani degli avversari. 10-2. Graziano al servizio. Spin per lui, riceve bene Simone Puntorieri. Degli esposti, cerca e trova l'Orlando Furioso ed è questo quello di cui abbiamo bisogno. 10-3. Buon primo tempo della Jolly, perfetta la ricezione dei Puntorieri, ottima l'alzata degli esposti. Orlando deve solamente forzare l'attacco e mettere a terra. 10-3. Terzo punto per la Jolly, che adesso è al servizio con Francesco Pugliatti. Sbaglia Ciccio Pugliatti, pallone che si ferma sul nastro. 11° punto per i padroni di casa. Dicevo prima, con le partite a porte chiuse abbiamo anche la possibilità di sentire le voci dei protagonisti in campo. Si sente, si capisce tutto. Paradiso al servizio, colpisce male, si coordina male più che altro. Il pallone l'aveva colpito benino. 11-4. Paradiso, da come me lo ricordo io gli scorsi anni, è migliorato tantissimo. Matteo Bonati al servizio, bello il servizio, abbastanza teso, ricevuto in maniera perfetta
dalla Lamezia, doppia dell'alzatore del Lamezia, piede Palumbo. È molto tosto questo arbitro con le doppie, anche perché era un pallone arretrato questo, quindi era una doppia un po' facile. Matteo Bonati ancora, servizio teso, malinteso tra 3 giocatori del Lamezia. Vado io, vai tu. No, va lui, alla fine non ci va nessuno. 11-6. 2 punti consecutivi per la Jolly al servizio, ancora con Matteo Bonati. Riceve Graziano e attacca in maniera perfetta Michael Palmeri. Ottenendo il 12° punto, avanti di 6 Lamezia. +1 Lamezia, piede Palumbo al servizio. Out, out. Si sposta saltando in avanti Ciccio Pugliatti. 12-7. Si è sentito anche lo sforzo di piede Palumbo al servizio. Peppe Orlando adesso per la Jolly. Servizio teso, riceve numero 10 Butera. Punto del Lamezia. Anche essendo in difficoltà in questa azione, Lamezia ha fatto punto. 13-7. Con chi ce l'ha l'arbitro del... richiamato ancora una volta un giocatore della Jolly. Servizio Butera, una brutta ricezione, ci vanno in 2. Varamo costretto alla free ball. Tacco centrale, ancora una volta. Funzionante. Stavolta era Citriniti a colpire il muro di Walter Vaiana. Avanti di 7 Lamezia, 14-7. Cambio Jolly, esce Massimiliano Lopetrone, esce Giacomo Varamo, entra Massimiliano Lopetrone con la maglia numero 8. Cambio che ovviamente si deve scrivere. Ecco, ora stende il braccio l'arbitro. Butera al servizio. Riceve, non so se Lopetrone o Bonati. Intanto schiaccia bene Palmeri e bene anche la ricezione della Jolly, la difesa della Jolly. Nastro di Ciccio Pugliatti e 4 tocchi per la Jolly. No, non l'ha toccato. Non c'era? No. 15-7. Abbiamo il replay. Devono funzionare anche gli innesti di esperienza della Jolly. Abbiamo il degli replay? esposti. Abbiamo il replay. Ok, perfetto. Degli esposti e Pugliatti. Bonati, non una buona ricezione, alza Puntorieri, schiaccia Lopetrone. Costruzione Lamezia. Dietro per Palmeri che viene murato ed è out. Che tra l'altro non... ah sì, un po' si vede, sì, si vede. Devo iniziare a seguire meglio. 16-7. Servizio di Butera. Teso su Bonati, degli esposti, costretto a mettere di là con un pugno, mettendo anche in difficoltà la Lamezia. Degli esposti all'indietro a chiamare Ciccio Pugliatti che sbaglia ancora una volta. Schiaccia sul nastro. Purtroppo Francesco, se non c'ha la palla sua, fa difficoltà a mandarla di lì. Altro time out chiamato da mister Pellegrino, che adesso parla appunto con Francesco Pugliatti. Anche preso un po' troppo dal nervosismo, secondo me.
Fischia l'arbitro. Squadre che rientrano in campo sul 17-7 in questo secondo set qui alla Lamezia. Tra l'altro orario un po' insolito, Renato, per le partite. Noi siamo abituati ad avercele alle 18. Massimo 19. Oppure alle 17. Sono capitate anche alle 17. Invece questa alle ore 20. Servizio teso, riceve Puntorieri. Chiamato in causa Massimiliano Lopetrone. Caricato dai suoi compagni. Mi mancava Insacca. 17 a 8. Massimiliano è passato da Spilinga. Degli esposti al servizio, batte subito, senza fretta, riceve Graziano e si propone anche per l'attacco. È in. Muro della Jolly. Le urla di tutti i ragazzi. Sì, sulla riga. 17-9. Pallone che viene recuperato adesso. Mentre è pronto al servizio Luca degli esposti. Eccolo qua, corto questo servizio, non riceve bene Butera e pallone poi in zona di conflitto con, se non mi sbaglio, Citriniti che era di spalle, quindi non poteva prendere questo pallone. 17-10, ancora degli esposti al servizio, riceve Sacco, chiamato in causa Palmeri, diagonale, perfetta la sua. 18-10. Ancora la Lamezia al servizio Citriniti. Bonati riceve degli esposti al centro per Walter Vaiana. Colpisce il pallone e lo manda fuori. Cambio di centrali, esce Walter Vaiana, entra Peppe Fazzari. Citriniti riceve Bonati, degli esposti, cerca e trova Ciccio Pugliatti. Colpisce bene, è forte. Non ha potuto fare niente Butera. 19-11. Lopetrone al servizio, bella la sua spin, riceve benissimo la Lamezia, poi schiacciata che termina sul muro della Jolly, poi colpisce la faccia del numero 9 Graziano, se non mi sbaglio è stato lui a schiacciare, e poi il pallone che termina out. 19-12, ancora Lopetrone al servizio, si aiuta con il nastro. Out, completamente out l'attacco di Graziano. 19-13. Si dispera Graziano, non voleva sbagliare questo attacco. Ha colpito molto forte. Time out, chiesto se non mi sbaglio dalla Lamezia, sì. Vediamo se riesco a prendere la panchina, ma mi sa di no, qualcosina si vede. E c'è anche la testa di Renato. Salvatore Torchia a dare qualche consiglio ai suoi. Magari quello di non forzare la giocata, dato che molti punti della Jolly arrivano da palloni out. Lopetrone ancora al servizio, calpesta la linea, ha lanciato il pallone molto in avanti e
Pallone che era anche terminato out. 20-13. Palmeri al servizio, occhio alla sua jump spin forte, che però termina sulla rete. 14° punto Jolly, dietro di 6 punti. Peppe Fazzari al servizio. Riceve Graziano, pallone all'indietro per Palmeri. Impossibile fermarlo, l'ex della partita. Uno dei tanti ex. Tra l'altro bravo Piede Palumbo a spiazzare gli avversari. Si pensava a una rice singolare di Graziano, che adesso è al servizio. Puntorieri riceve degli esposti al centro ma non trova Peppe Orlando, liscio. 22-14, pallone troppo avanti per lui. Ora si danno il 5-2. Peccato. Ancora Graziano al servizio, riceve bene Puntorieri. Schiaccia Matteo Bonati, c'è la copertura di Lopetrone. Peppe Orlando colpisce degli esposti al gomito mentre stava alzando il pallone. Troppa confusione nel campo della Jolly, troppa. 23-14. Si tocca il gomito. Tocca il gomito degli esposti. Ma si gioca, si gioca. Eccolo. Stavolta funziona. Il primo tempo con degli esposti che ancora dolorante. Sul 23-15. Cambio per la Lamezia. Esce Paradiso, entra il numero 4 Leone, altro centrale. Un centralino. Centralino, sì. Lavora alla SIP. Più basso rispetto ai suoi compagni. Francesco Pugliatti, spin per lui. Ricevuta in maniera... Abbiamo chiamato alla... il centralino si fa sentire, se no che centralino Bravo, è? bravo. Centralino fa una chiamata. Si coordina in maniera ottima e porta al set point la sua squadra. Adesso è lui al servizio. Bonati, rice singolare, Murato, degli esposti ancora per Bonati, colpisce il numero 4 Leone e pallone che termina fuori dal campo della Jolly. 24-16, primo set point annullato. Si va al secondo ed è Bonati al servizio. Adesso il servizio è buono. Piede Palumbo cerca e trova il solito. Non ho aggettivi per Michael Palmeri. 25-16. Si chiude anche questo secondo set. La Jolly fa progressi. Un punto in più rispetto allo scorso set. Giusto? Sì, noi abbiamo fatto progressi che finalmente pare. No, dico no, no, pare. no, sempre 25-16. Sì, sì. Sempre lo stesso. No, dico, noi abbiamo fatto progressi perché pare per che il replay funzioni. Ok. È 3 volte che diciamo che funziona e poi... No, perché funziona solo alla prima, capito? Quindi ogni volta sta funzionando e la seconda fa sempre la prima. Ora sta facendo il suo dovere. Disinfettiamo le panchine, Abbiamo ricarichiamo le trovato pile. È anche ora di cena, quindi io ho un pochettino di fame. Noi abbiamo i panini. Il secondo arbitro dice aspettate, aspettate, si deve ancora disinfettare. Cos'è quell'aggeggio, Renato? Tu un po' li conosci tutti? Non l'ho visto, Gabriele.
è una macchina tipo quelle per il fumo che si usa per il Sì, concerto, solo esatto. che con il vapore. Esatto. Vabbè, Sì, ci sarà qualche... non è vapore, nebulizza. Esatto, esatto. Nebulizza un disinfettante. Ah, anche a 5 round dovrà munirsi, eh? Vabbè, ovviamente queste penso siano delle cose aggiuntive, no, che la società va a fare. No, lo deve fare perché lo Sono scambio di regole proprio. panchina Sono regole. deve C'è un disinfettare la protocollo da panchina. seguire. Eh sì. Vabbè, vedremo sabato prossimo. Però c'è un problema. Quale? Si disinfetta la panchina e il pallone lo si ferma Vabbè, a metà già. della rete o facciamo una nuvola in Vabbè. mezzo alle due astine, no? Le due aste diventano degli emettitori di disinfettante che ogni volta che passa il pallone si disinfetta. È un'idea, mi dice dalla regia, mi fanno segno dalla regia che potrebbe essere un'idea. Si può fare... Ce l'hai presente? Al posto delle aste del fuori, si possono mettere, non lo so, qualcosa che spruzza. Delle aste, degli Vabbè. spruzzini di quelli che per irrigare. Vabbè, ridiamo e scherziamo. Ovviamente, in un momento difficile per tutti Poi noi. la rete raccoglie e poi gocciola so, si fa il gocciolatoio sotto. Sì. E io vi ricordo... Se no possiamo giocare in una nuvola direttamente. Nuvola di disinfettante, di ovviamente. disinfettante. Ce l'hai presente gli schiuma party, quelli che si fanno? Noi facciamo, Invece gli schiuma party noi disinfettante facciamo party. la mucchina party. No, a Mucchina non si può dire, non si Non può si può dire il dire, nome no, di un sì. brand, no, non si può dire. Allora, cloro party. Varechina party? Non lo so, sì. Ridiamo e scherziamo anche su questo perché le regole si fanno sempre più rigide anche in questo fronte. Gli altri sistemi, gli UVC non li puoi utilizzare. L'ozono non lo puoi utilizzare perché sono entrambi tossici e cancerogeni. Intanto vi ricordo di passare anche dalle nostre pagine social, Instagram e Facebook. Cercate Edicolo di Pinuccio, il nostro sito www.edicolodipinuccio.it, e in più siete qui sul canale YouTube, cliccate il tasto iscriviti, cliccate anche la campanellina, così vi arriveranno tutte le notifiche quando andremo in diretta e quando pubblicheremo nuovi video. Squadre nuovamente in campo. Ci sono cambi? Sì, un cambio di centrale per la Jolly. È entrato Peppe Fazzari, che però adesso lascia il posto a Puntorieri al posto di Vaiana, e poi anche Lo Petrone al posto di Giacomo Paramo. Quindi poi a completare la squadra ci sono Bonati, Pugliatti, Degli Esposti e Peppe Orlando. Solito 6 invece per Lamezia, quindi Piede Palumbo, Citriniti, Palmeri, Graziano, Sacco e Paradiso. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. A cercare all'indietro. Non c'è il tocco del muro, non c'è il tocco del muro. Era davanti ai nostri occhi. Tocca il nastro Ciccio Pugliatti e poi pallone che termina out. 1-0. Parte bene la Lamezia. Primo servizio quindi che sarà della Lamezia, con il numero 10 Butera. Bonati riceve, non bene, non bene, non bene, punto però della Jolly, invasione aerea della Lamezia. Meno male perché si era messa male la squadra 5 frondese. Jolly che invece parte con... no, non parte perché ha fatto il punto prima. C'è Ciccio Pugliatti al servizio. All'indietro a cercare l'immenso Palmeri. Si coordina in maniera perfetta.
buonissima rotazione del braccio, passa di nuovo in vantaggio la Lamezia. Servizio di Citriniti. Lopetrone. Degli esposti all'indietro Ciccio, a cercare Pugliatti. lunghissima, non c'è tocco. Perché? Dai, Ciccio. Non scoraggiarti, Ciccio, non scoraggiarti, forza. Deve crederci un po' di più. 3-1 per il Lamezia. Un attimo di attesa. Fischia l'arbitro. Pallone molto corto, riceve Bonati. All'indietro ancora Ciccio Pugliatti che viene murato. La copertura non basta di Puntorieri. Continua ad insistere la Jolly con Francesco Pugliatti. E quarto punto per il Lamezia. Ora Citriniti. andiamo sempre sul Lopetrone. No, questa volta su Matteo Bonati. Buona, buona. Aveva fatto, È rimasto là il tentato pallone. una mano. Dopo il tocco del muro è rimasto là il pallone. Sì. Quattro a 2. Bonati al servizio. Teso. Graziano, pallonetto, muro della Jolly, pallone che torna nel campo della Jolly. Cercato e trovato! Piede Palumbo. Massimiliano Lopetrone. Guarda qui che schiacciata. Eh sì, era tutta la squadra, era da questa parte, ha fatto benissimo il nostro alzatore a servire Lopetrone dalla parte Hai memorizzato? Sì, sì, degli Hai esposti. memorizzato? Degli esposti. E se no mi fa un esposto. 4-3. Ola! Oh, ace. No, recupero? No, no. Ace di Matteo Bonati. E adesso si abbraccia forte la squadra cinquefrondese. Pari. Ancora Matteo Bonati al servizio. Chissà se ritenterà il colpo. Eccolo, ancora teso, stavolta ricevuto bene da Butera. Chiamato in causa il numero 9 Graziano. Buona la copertura, non buono questo pallone di Orlando, quindi free ball. Free ball, Palmieri. E ancora, Mura 1. non era Palmieri ma era Graziano. 9, numero 9. Graziano. Graziano. 5-4. Graziano mi ricorda un po' Bruno, te lo ricordi Bruno? Ci assomiglia però, avevo visto così. No, ma non solo perché ci somiglia, sì, il biondino ci sta. Però tiene anche la manica destra alzata. Quindi mi ricorda molto Bruno. Che salutiamo ovviamente se in caso ci sta sentendo. Palmieri al servizio con la sua spin solita. Tiene bene Bonati degli esposti, cerca e trova. Trova Massimiliano Lopetrone. E qui, è la mancata esperienza che fa. Sì, sì. Giustamente, anche lui. Uno dei tanti giovani della Jolly. 6-4. Break Lamezia, che adesso è al servizio con Palmieri. Sempre spin, sempre buona. E stavolta non è buona, è buonissima. Non riesce a tenere in gioco Lopetrone. Quanti anni fa ha giocato Palmieri con noi? 6? 7? Boh, ci ho perso il conto. Di più? Palmieri. Pronto al servizio. Tocca anche il nastro. Tiene Matteo Bonati. Costretto alla fribolla Jolly con Lopetrone. Costruzione Lamezia con il centrale Paradiso. Colpisce bene. Puntorieri tocca, ma non basta. Avanti di 4 Lamezia. Serie positiva della Lamezia di 4 punti.
Palmeri al servizio. Stavolta riceve bene Matteo Bonati, degli esposti al centro per Ciccio Pugliatti, tocca il muro, costruzione Lamezia, all'indietro, Bravo. tiene ancora Bonati, bersagliato, Petrone, bravo! E trova sul muro a 3, terra. trova un buco, sì, e deposita. Andate in banca, ha depositato al centro. Sì, perché c'era una copertura a fondo del Lamezia e trova proprio il centro del campo Trova uno avversario. spiraglio. Sì. Centro, però un po' più a destra. 8-5. Centrocampo, non centro, centro per lungo, non per... Sì. 8-5. Peppe Orlando, poi il solito Graziano che adesso si propone la schiacciata. C'è la copertura di Pugliatti, degli esposti a mandare di là. Eh sì, aveva... Era in difficoltà, sì. Sacco all'indietro ancora per Graziano, palla spinta. Petrone. Murato, Muro. poster block. Di là Stavolta non c'è... passa. L'abbiamo di là, Paradiso, 2 metri. Sì. È ingombrante. Invadente. Ancora richiamo verbale dell'arbitro. Ce l'ha con Piedepalumbo. Quest'arbitro chiama spesso, ha voglia di parlare. Detto di limitare l'esultanza. 9-5. Graziano, out. Legge bene Bonati che si abbassa e fa scorrere questo pallone per il 6º punto. Luca degli esposti al servizio, +1 Jolly. Corto su Butera. Palmeri. Tiene in gioco. Tiene bene. Bonati. Ciccio Pugliatti e la sua palla e la mette giù. Non riesce a far nulla. Graziano. Belle difese di Matteo Bonati. Bravo. Già dei diversi 9-7. Diverse palle. Non lo dico più, scusate. Matteuccio, non mi sentire. Negli esposti, tesa su Butera. Da parte di là Palmieri, E tocco del muro, sfrutta le dita, le falangette del muro. Sì. La palla si impenna. Anche fortunato qua, anche fortunato. No. Perché lui ha detto questa la schiaccio, se prendo il muro lo prendo. 10-7. Paradiso al servizio. Riceve Lopetrone. E Lopetrone si prepara. Out, ed è out. Peccato. Undicesimo punto Lamezia. Sempre con Paradiso al servizio. Melte tesa. Riceve Lopetrone, costretto al bugger degli esposti. Ciccio Pugliatti schiaccia forte. Lopetrone la alza per degli esposti che cerca ancora. Mani out di Ciccio Pugliatti, bravo. Con la testa ottiene questo punto. Non sta servando i centrali da un po' di tempo. Sì, non è abbiamo vero, fatto più attacchi centrali. Vabbè, del resto non c'è stata la possibilità. Sì, non c'è stata intesa. No, non c'è stata neanche la possibilità di 11-8. servire bene. 11-8, Lopetrone al servizio, stavolta non lo forza, è teso. Butera. Sì, pallonetto, era rimasto indietro degli esposti, visto il buco. 12-8. E Piedepalumbo al servizio. Yes. +1 palleggiatore Piedepalumbo. Teso su Lopetrone, preso di mira Ciccio Pugliatti. Difende bene Lamezia. Muro Jolly che però finisce out. Sono 13 adesso i punti del Lamezia. Deve carburare e non deve scoraggiarsi la Jolly. Piedepalumbo.
Riceve Matteo Bonati degli esposti, riceve singolare di Matteo Bonati, c'è la copertura di Piede Palumbo, alza Sacco per... È out. Dentro, out, peccato. Per Palmeri. No, sì, Palmeri. Vedi, in un modo o nell'altro, anche in difficoltà, la Lamezia riesce ad ottenere sempre il punto. Quando hai parlato dei gironi, Renato, le hai dette anche le squadre che sono nel nostro girone? No, se ce le manda, ci manda la grafica, ce l'abbiamo. la nostra regista, ce l'abbiamo. Eccola. Questa è quella della giornata. Come vedete oggi ci siamo solo noi. No, c'è anche la Tonno Callipo a Vibo che contro Catania, come si chiamano questi qui, non si legge. Chi ha fatto sta grafica ha sbagliato oggi. L'ha fatta troppo piccola e non riusciamo neanche a leggere. Domani Leto Ianni Catania. Vede Palumba al servizio out. Cerca l'incrocio delle linee. Non lo trova. 14-9. Quindi siamo con Gupe, Catania. Sì. Siamo con la Lube. Leto Ianni. Tonno Lube Callipo, Catania, Raffaele Raffaele Lamezia. Lamezia. E c'è un'altra di Catania, o mi sbaglio? No. Leto Ianni. Ah, ok. Peppe Fazzari al servizio, riceve bene Butera e si propone per l'attacco vincente. Leggera esultanza. 15-9. Non abbiamo più idee. No. Contro una corazzata come questa, contro... Tra l'altro i ragazzi non ci stanno mettendo un po' di grinta. Negli esposti alza questo pallone in bagre per come può, invasione del muro, sì. E ogni tanto qualche errore la Raffaele Lamezia lo commette. Comunque Francesco Pugliatti aveva attaccato bene questo pallone. 15-10. Pugliatti al servizio. Out però la prende Graziano, che poi si mette le mani tra i capelli dopo l'attacco sbagliato di Citriniti. 15-11. Ancora Ciccio Pugliatti al servizio, non la forza più ovviamente. Butera a ricevere, eccolo. Sì, ormai eccolo l'attacco centrale, il primo tempo. Citriniti si riscatta subito, rimediando all'errore precedente. 16-11. Era dal 15 febbraio che la Jolly non giocava una partita ufficiale. Massimiliano Lopetrone a ricevere, Matteo Bonati. Bene Matteo, si carica, vede mura 1. Quattro anni fa c'era Matteo, giusto? L'ultima stagione? No, non c'era. No. O sì? Matteo l'ultimo anno quando abbiamo fatto i playoff. Non c'era? C'era? Sì. Quindi 4 anni fa. 16-12, Matteo Bonati proprio al servizio. Palmeri dai, causa. che c'era stavolta. Dicevo, Matteo Bonati quell'anno ha avuto una crescita esponenziale, Renato, tant'è che poi ha giocato un bel po' di partite da titolare. Sono arrivati i ragazzini, lui... Giacomo Varamo. Vabbè, Varamo ce l'avevamo noi. Bellucci. Sì. Bellucci non ha giocato all'inizio perché non era... Quindi faceva solo allenamenti. Sì. Tanto, occhio a Palmeri. Out. 17-13. Dopo una serie lunga di Palmeri, ne si è stancato. Nello scorso set di 4-5 servizi noi questi qui li prendiamo per stanchezza. Quindi facciamo fare tante di quelle battute. Sì. Peppe Orlando al servizio, teso, riceve Butera, chiamato in causa Graziano.
Il muro degli esposti. Esulta più che può Luca, che ha appena ottenuto il 14° punto per la sua squadra. 17-14. Pellegrino dà informazioni a Francesco Pugliatti. Peppe Orlando al servizio. Sempre su Graziano. Si propone Graziano per l'attacco in di poco. E aveva anche colpito male. 18-14. Sì, il muro è andato a farfalle. C'è stato tutto un... 4 punti a dividere le squadre. Graziano al servizio. Riceve Bonati. Si coordina Ma bene. c'è copertura. Chiamato in causa Butera, tocca il muro, copertura ancora Lopetrone. Riesce ad alzare. Jolly, Pugliatti murato. Non so se ha toccato però la rete, lo so, il nastro. stavo cercando di capire anche io questo. Forse sì, si è fermato sul nastro. Sì, sul nastro si è fermato. 19-14, chiama a timeout mister Pellegrino. Eccolo qua, ce l'abbiamo sotto la nostra postazione, la panchina della Jolly, adesso è inquadrata. Vediamo il mister Cesare Pellegrino. Parla con Lopetrone. Lopetrone che Renato si sta sacrificando tantissimo. Abbiamo visto un paio di coperture ottime. Raffaele Lamezia al servizio. Graziano. Il semicerchio di Graziano, ti ricorda qualcosa? Degli esposti, attacco centrale di Peppe Pazzari. C'è la buona difesa, la copertura degli esposti. Mette di là Ciccio Pugliatti. Molto veloce il Lamezia, colpisce e alleggerisce degli esposti. No, continuano a non fare copertura però, eh? Sì, l'ha pure alleggerita degli esposti, ha fatto bene. Purtroppo non ha avuto la copertura giusta. 20-14. Non c'era la copertura. E comunque sto notando tantissimo il divario tra le due squadre, no? Soprattutto nella velocità. Jolly molto lenta, la Lamezia costruisce in poco. Ecco, Bonati in pipe. Difeso questo pallone. Free ball, vediamo come lo sfrutta la Jolly. Puntorieri, lo mette di là. Ce l'ha tirata troppo. Non bene Bonati, che poi si guarda le mani. È costretto alla free ball anche Lopetrone. Pallone che finisce di là. E si è portato via la rete. Sì. Ma non ha toccato l'asta, vero? No? No, ma si è portato via la rete lui. Ok. Ma il secondo arbitro è qua. No. 20-15. Attenzione che il secondo arbitro va a parlare con il primo. Vitola. Valeria Vitola. O Vitola, non lo so. Sì. Sul 20-15 Vitola a parlare con il primo arbitro. Punto Jolly confermato. Asta. Come asta. Decisione presa come asta. Sì, Lopetrone, come si chiama? Degli esposti ha tirato la rete, probabilmente aveva già sfiorato l'asta. Altrimenti non tira la rete mentre il pallone è in volo. 20-15. Pallone teso, ricevuto bene da Butera. Chiamato in causa Palmeri. Come sempre, una garanzia per il Lamezia. 21-15. E con i giovani rientra il numero 4, Leone. Il centralino che prima ha fatto un'ottima chiamata. È più piccolo di me sto ragazzo. C'ha un viso più... Poi magari chiediamo. Sì, è un 16 anni.
2003, se non 2003, 2004, 16-15. 2004. Poi lo chiediamo. Fagli un primo piano. Adesso no che Lassù in cima sta non ci prestando arriva. la battuta. Riceve Lopetrone degli esposti, cerca e trova Ciccio Pugliatti, mani out e ottiene il 16° punto. 21-16. Lopetrone al servizio. Non penso forzerà il È servizio. entrato solo. Attento che viene chiamato un altro Infatti, ex. Flotz. Ehi! Troppo basso. Butera, invece del bugger, sceglie il palleggio. Palla trattenuta, 21-17. Ogni tanto qualche errore tecnico si vede. E l'arbitro non gli piace quando contestano anche con uno sguardo. Giallo per il Lamezia. Quest'arbitro è molto cattivo. Turno 17. Ovviamente ricordiamo con le porte chiuse si sente tutto. Lopetrone ancora per la Jolly. Flott tocca il nastro, riceve Primo tempo. degli esposti, cerca e trova Matteo Bonati, attacca bene, c'è la copertura del libero. Sacco, muro della Jolly, Bonati degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti, nastro, non c'è tocco, porca miseria. Già diverse volte. Eh sì, Ciccio, sì. Peccato, completamente fuori forma Ciccio. Del resto è opposto dallo scorso anno, perché prima Sì. giocava da schiacciatore. Se tocca. Piede È sembrato Palumbo, sì. il piede di Palumbo. Il piede di piede Murato, Palumbo. Murato. È out, sì. Mani fuori di Francesco Pugliatti, questa volta gli riesce. Mi era sembrato che il piede di piede Palumbo. Fallo di piede Palumbo. Fallo di piede di piede Palumbo. Sacco, un pallone alto. Bravo Matteo. Bravo Matteo Bonati a leggere la situazione. Da manuale. Sali e la mandi. Sì. Completamente spostato questo pallone. Chi l'ha chiesto? Disorientato dell'avversario. La Mezza, 22-19. Va bene, ha tanti. Sì, infatti. Troppo c'ha anche quelli degli scorsi set che non ha chiamato. Giustamente, non avendone bisogno. Inizia a fare anche più freddo. E fa freschino, infatti. Ricordiamoci di salvare le impostazioni. Promemoria. Promemoria per la nostra regista. Visto che abbiamo trovato dove era l'inghippo, salviamola perché tanto ci 22, dimenticheremo la settimana la prossima. 19. Peppe Fazzari al servizio, Oh. si aiuta con il nastro, ci arriva lo stesso Graziano. Ed è Colpo in forte di campo? No, non è Palmieri, in out. campo. Segue questo pallone, lo rincorre Matteo Bonati. Butera, che ci ha dato l'illusione di un pallone Sì, in campo. anche e poi Matteo Bonati era schizzato nel tentativo di recuperare la palla. Butera al servizio. Bonati non bene e lì tornano la giocata precedente. 24-19, match point, 7 match point. Non ho detto 7 match point, ma ho detto 7 e match point. Servizio di Butera. Davoli è in campo, libero della Lamezia, l'ex della partita, uno dei 1000 ex. Viene chiusa così la prima di campionato, vince 3-0 Lamezia, Raffaele Lamezia.
con 25-16, 25-16, 25-19. 19. Si fa sentire la stanchezza in quest'ultimo set. Ovviamente, ragazzi, non si possono salutare sotto rete. Pronta la Jolly lì sulla linea ad applaudire. Vabbè, applaudiamo anche noi. Infatti, siamo uno dei pochi privilegiati a poter entrare per poter trasmettere le partite, e lo faremo ancora. Settimana prossima dove saremo? Al Palabonini. Sicuri? Sì? Guardate un po' la prossima. Giusto, ce l'abbiamo la prossima. Ce l'abbiamo la prossima, io l'ho presa la prossima. prossima. Io l'ho messa e lui è quello che ha fatto le grafiche di prima e anche la seconda. Non ce l'abbiamo, un attimo che... Come no? Prossima si chiama. Scendi giù, scendi giù. Vabbè, ce l'ho. Ce l'abbiamo. La prossima di per Jolly 5 Frondi contro Tonno Callipo, Calabria Vibo Valencia. Al Palabonini, quindi torneremo a gareggiare al Palabonini finalmente, dopo un anno di distanza. Grazie ancora per averci seguiti. Come sempre vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram Edicole di Pinuccio. Continuate a seguire il nostro canale YouTube e il nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Ho finito tutto. Ce l'abbiamo la sigla finale, l'abbiamo messa la sigla finale. Io l'ho caricata, non so se non l'ho vista. Vabbè, l'hai caricato dopo che io avevo caricato tutto. Allora non abbiamo sigla finale. Vi salutiamo così. Grazie ancora e arrivederci. Al prossimo appuntamento con l'Edicole di Pinuccio.